Queste lettere erano state scritte da Antonio Fogazzaro a un suo amico, appunto il prefetto Arnaldi di Caldogno, ed erano state donate poi al notaio Feriani. Antonio Fogazzaro è il cittadino più illustre di Montegalda. Il famoso scrittore e poeta italiano fu anche consigliere comunale in questo municipio e il suo comune intende valorizzarne la memoria. L'occasione è stata l'ultima donazione ricevuta da un estimatore perché fosse inserita nella collezione allestita nella villa del Fogazzaro, ora diventata museo. E dalla sua segretaria erano arrivati a un commercialista vicentino, il dottor Pomi, che conoscendo la nostra realtà, visitandola, si è innamorato della nostra mostra del Fogazzaro e ha deciso che quello fosse il luogo ideale perché queste lettere venissero non solo conservate, ma opportunamente valorizzate. Queste lettere saranno quindi visitabili dal pubblico dal prossimo settembre, uno spaccato di vita del passato che però hanno anche un sapore quanto mai contemporaneo. Sembra un qualcosa di molto simile agli SMS, ai messaggi WhatsApp che noi scriviamo quotidianamente. Ora quello che veniva scritto da Antonio Fogazzaro al suo amico Arnaldi è replicabile in quelle che sono delle chat un po' più lunghe, perché raccontano proprio questioni di vita familiare, come sta la famiglia, come è andato raccolto, come appunto le figlie, questioni veramente di piccola vita minuta familiare che danno uno spaccato di un scrittore che oltre ad essere un grandissimo artista era anche un uomo come tutti noi.